Davide, aspirante mister Topolini, ti stanno fotografando, ti stanno osservando, ma chi ti sei portato a casting? Mi sono portato un po', diciamo, di fan, aiutanti fan, dai. Cosa dicono di questa tua partecipazione? Ma diciamo che forse hanno spinto più loro affinché partecipassi che io, però alla fine sono contento, dai. Beh, se uno viene al casting crede anche di avere un po' diciamo dei requisiti per poter avere anche qualche chance. Quali sono le tue caratteristiche vincenti? Ma punto sulla simpatia, beh dai, sulla... Sei un tipo sportivo, a livello fisico? Sì, puntiamo un po' su un po' di tutto, su un po' le caratteristiche generali che poi la gente non neanche ti può conoscere bene da una sfilata, però insomma puntiamo sull'apparenza, dai, per il momento. State facendo delle interviste molto serie, ma raccontami qualcosa di divertente. Farei qualcosa di bello nella vita, di divertente, di simpatico? Di divertente studio. Insomma, quello è anche una cosa un po' seria. Di divertente, in giro con gli amici cosa fate? Ma in giro con gli amici purtroppo in una città come questa non c'è molto da fare. Andiamo a vedere le serate dei Miss Topolini. Bene, mi sembra un ottimo impegno. Allora fai un saluto a tutti quelli che ci guardano. Allora saluto innanzitutto tutti i miei amici che sono qui, che mi hanno accompagnato. Saluto 3 saluti speciali, uno per il mio barbiere Luigi di Claudia Style, poi un saluto a Loredana, ciao Loredana, e un saluto alla mia più grande fan che è mia nonna Bruna. Saluti alla nonna Bruna in particolare.